Siamo qui con il presidente Ruffatto, buongiorno, la ringraziamo di essere nel nostro stand. Facciamo qualche domanda riguardo alla cittadinanza attiva, alla modalità in cui la politica si sta avvicinando ai cittadini. Quanto sono importanti secondo lei le tecnologie per questo? Beh, credo che in questo mondo moderno siano indispensabili ed essenziali. Sono le moderne vie di comunicazione, pertanto quanto più si riescono a coinvolgere i cittadini attraverso queste nuove forme, tanto più i cittadini si sentono anche interessati al mondo della politica, ma soprattutto collegati alle istituzioni, perché questo è importante. Le istituzioni non devono fare le cose, le scelte per se stesse, ma le fanno per i cittadini, e i cittadini non devono sentirsi superati, sorpassati o semplicemente a subire le imposizioni. Questo è sicuramente anche applicabile sull'avvicinamento del Consiglio regionale a un'idea di digitalizzazione anche delle persone anziane, con il cosiddetto Seniors Forum, ossia il progetto di avvicinare gli anziani al mondo di Internet. Cosa ne pensa a riguardo? Beh, il progetto va nella direzione di coinvolgere gli anziani su quello che è la digitalizzazione, anche perché non devono sentirsi emarginati, non devono sentirsi un corpo estraneo. È per questo che il progetto tende di mettere insieme i giovani e gli anziani, i primi che insegnano, preparano gli anziani verso queste nuove forme di comunicazione, ma anche servono, credo, soprattutto ai giovani, perché possono avere un rapporto di esperienza, di cultura, di valori da parte, cioè i giovani possono avere dagli anziani un apporto di valori che loro non conoscono, ecco, che è necessario che lo apprendano direttamente dai diretti interessati. Sicuramente un dialogo maggiore. L'ultima domanda riguarda appunto la possibilità di essere informati tramite le tecnologie, riguardo gli ultimi tristi avvenimenti del Veneto. Sarebbe potuto migliorare qualcosa, si potrà migliorare qualcosa grazie a questi aiuti? Io credo che tutto sia migliorabile. Certo che in situazioni del genere è difficile anche programmare, perché sono le emergenze, ma con una rete informativa molto probabilmente più capillare, ma soprattutto anche un addestramento che può essere fatto attraverso gli insegnamenti, come dicevamo prima, dei giovani, penso che qualche gap si possa sicuramente superare. Certo, la ringraziamo moltissimo, le auguriamo buon lavoro, arrivederci, grazie.